Emañ Keroristano varochou Cornog en Sardinia. Ur gervian 30.000 adut a zo brudet evit ar Zartiglia. Un tournament gant kezek a zacheno miliadou adut peploa da gain vermeur larget. Tour Mariano gant e eizmet varnugen a zo unan deus testou amzer dremenet glorius ar ger. A oa kerben ar borea, unan deus ar pider oantelez a oa en enezen. Beteg ar pemzek kanvet e Jean-Mazoristano e pen ovro dizalr a rok na gwefe evel peurest an enezen e tre daouarn a louberien deus Catalonia. D'ar zulvintin a rok mar large e klever e ker zon an trompi ou hag an taboulinou a c'halvendu d'ar Zartiglia. E pa tri devez e pa da Zartiglia, betek noz vez meur large, gant dibunadegou a tournament chou drestol. Una tradizione che va avanti da 500 anni e noi oristanesi ce l'abbiamo dentro. È una giostra medievale che va avanti da sempre ed è bello che sia così, che continui ad andare avanti. Per noi è una grande emozione sentire i tamburi, le trombe. Io sono di Oristano, praticamente per noi è come se fosse la nostra famiglia quasi. La Sartiglia è una tradizione sacra profana che per noi è importantissima, quindi un oristanese non può non venire alla Sartiglia. Kregira gant li gwiskin sou komponidori, mestran devez. Gouiet e zidiad varna a nec'hello natena e vask na disken deus e var ken na zeuio fin an dei. È una tradizione abbastanza vecchia, una tradizione del 1300. Tutto l'anno ci prepariamo a questa manifestazione ed è una tradizione che solo noi abbiamo, quindi è giusto che venga portata avanti. E guaione ne gaver test ebe deus a Zartiglia a rog a skridman deus ar c'hwezek vet kantvet, e l'er ma promet an tiker ri goafou evit an tournament. Ma oa ouzet an darvout gant Keroristano d'ar poenze e be fiziet da c'houde e breurie chou, pe korfuna adou, ar er gremio douto, e yez ar vro. Ini al laborerien douar d'ar zul, ini ar galvichen d'ar meurs. La Sartiglia la seguo da quando praticamente sono nato e ogni anno vengo in questo posto a guardarla. Sì, è una cosa molto importante per me perché la vivo, diciamo, non solamente 3 giorni ma 365 giorni all'anno. Simbolo di Oristano, è proprio rappresenta la città di Oristano. In questi giorni c'è molta affluenza di persone che vengono da tutta la Sardegna e anche non solo, cioè vengono anche da fuori. Io vengo del Messico, sono messicana, è una cosa unica che voi avete e quindi sono molto curiosa di poter vedere questa vostra tradizione, piena anche di storia, ricca di storia, quindi mi piace tantissimo. Tenara e orin ar Zartiglia deus tournament chou ar Grenamzer, avize ouzet gant an noblansou evit didui ar bobl. Marcheien a glas kasganto ur steret envetal deus bego goaf pe o c'hleze, didant daoulaget kantadou adut de deri kalondeo.
galvet gant son an trompilloù e tigor su komponidori an amprouenou evit pakin stereden. Per noi più stelle vengono prese, più il nostro, diciamo, gli agricoltori, il raccolto è buono, quindi per noi è importante, è di cuore. Ar Zarteglia e dresol un istor 40, tretu da vro a Gorezek. Immedesimarci nei cavalieri che corrono alla stella. Non così intimamente, però sì, in qualche modo mi sento collegato con lui, mi sento empatico verso di lui, perché ha preso la stella magari e quindi è felice, e io sono felice perché lui l'ha presa. Sì, è difficile, deve essere anche un po' di fortuna, ci deve essere. Come ho preso la stella? Con la spada. Fortuna. Altro non c'è. No, poi ci sono quelli bravi anche. La mia è stata fortuna. Quando prendi la stella ti va bene la pariglia, quella è la cosa più bella. Tanta adrenalina. Tanta adrenalina. Perché sì, perché c'è tutto il popolo che ti guarda, tutta la gente, è bellissimo. Come volare. Come quando si vola. Quando siamo a galoppo tutti quei rumori non li senti più, quasi riesci a sentire più il galoppo del cavallo piuttosto che magari la gente che urla o che comunque sia fa chiasso e fa rumore, no? Ti rimane sempre un po' di delusione, però già è molto importante ricevere la spada, perché comunque non tutti i cavalieri possono avere questo privilegio, quindi già quando prendi la spada hai raggiunto un ottimo obiettivo. Certo, prenderla è la ciliegina sulla torta. Su komponidori, pen arguel, aziba barvareien, et tweze dignonet, pe kemenini agav delezek de gemer pers, met de zoristano, e ronker bien vel just. Correva già mio padre, perciò è da bambino che io ho conosciuto la Sartiglia, perciò no... Così. E poi te lo senti dentro, non ti sceglie nessuno. Vabbè, è una passione che ho da bambino, quindi ho iniziato da bambino con i cavallini piccoli, quindi questo è un passato ai grandi. Sono 21 anni che corro la Sartiglia, quindi un po' di esperienza me la sono fatta. È molto difficile, ci vuole il cavallo giusto, che ti faccia scendere bene, in più un po' di bravura e un pizzico di fortuna. Il cavallo giusto mi ha portato dritto sotto la stella e quindi è stato merito suo. Mi sento appagato di tutti i sacrifici fatti durante l'anno, perché prendere la stella è un premio. La stella viene conservata in una bacheca, è come un trofeo, è un premio, quindi facciamo festa, adesso facciamo festa. Prendere la stella e passi la giornata, la passi completamente diversa, sei felicissimo. Gant Guinavro, Vernaccia e velidet kemen stereden paket gant ur marek.
Mi piace viverla con i miei amici, bevendo una vernaccia ogni volta che prendono la stella. Allora, ci hanno detto che c'era la sagra della vernaccia. Perché meno ne beve più attaccato e meno beve, per forza. Vero? Guden an proenu gant ur c'hleze e tigor sous komponidori un nei loden gant ur goaf. Evel marreien tournamanchou ar grenamzer. Ken brau et deo ken ne verzerket al labour a zo a draon. Ci vuole allenamento. Affiatamento tra cavalli e compagni. 3 mesi ci vogliono tutti perché comunque devi preparare sia il cavallo, devi preparare te, poi devi cercare di prepararli in modo tale che facciano binomio per fare una pariglia, si devono conoscere. E sciura an devez gant la pariglia, troioù ouesk e stred mazzini dira gor mor a dud bammet. Vabbè, ci alleniamo in 3 con la pariglia, a passo e trotto, sollevando e cercando di fare il numero. Si prova molto le evoluzioni, quindi quello che faremo poi in via Mazzini, quindi sali e scendi a passo e a trotto e poi 2 o 3 volte al mese anche a galoppo provi, diciamo, quello che stai preparando. È proprio un entourage, è un gruppo che si forma e ti aiutano nei mesi precedenti e poi con loro festeggi oggi, il giorno, ma poi anche dopo, perché comunque non finisce con la Sartiglia, ma c'è sempre, ogni scusa è buona per stare insieme e mangiare insieme e anche bere qualcosa.